starting six, Politec Treviso numero 1, Nicola Agapitos, con il numero 3, Leonardo De Luco, numero 5, capitano Luca Pozzedon, con il numero 9, Mattia Filipelli, con il numero 10, Francesco Malosso, numero 13, numero 15, Cristo numero 16 Giovanni Tosato, in panchina Federico Salvatore, Michele Zanin. E ora l'applauso Fiorina Padova con il numero 1 Mattia Cesaro, con il numero 3 Luca Cagliazzo, il numero 8 Leonardo capitano Francesco Bergamasco, numero 20 Luca Scagliotto, con il numero 22 Giacomo Lazzari, libero numero 85 Francesco Sella, in panchina Davide Portalo coach Fabiano Cecchinato. Sarà per Treviso, già pronto Agapitos, termina out questa palla sul servizio di apertura match 1-0 Padova. La risposta di Treviso per l'1-1. Ancora un errore al servizio per Politec Treviso 2-1. Per Padova si prepara Bergamasco. Riesce a controllare questa palla e quindi la parità 2-2. Luca Cagliazzo che va anche al servizio 3-2.
Al servizio si prepara Christoph. Non passa 4 pari. Michelan al servizio. Out. 4-5 per Treviso, pronto numero 9 Filippelli. Punto ancora per Treviso che ora si porta sul più 2, 4, 6 ancora al servizio Filippelli. Per Chioene numero 22 Lazzarini. C'è l'invasione nel tentativo di salvare in palleggio una palla ormai difficile e quindi 6 pari. Per l'attacco vincente 6-7. ancora un errore al servizio, quindi nuova parità, 7 pari per Chioene, pronto in battuta numero 20 Stragliotto.
per il 19 e lui al servizio. L'infrazione presa da riga di fondocampo e quindi infrazione la nuova parità 10 pari. Per il sorpasso 10-11 mantiene ancora il turno al servizio Capitan Pozzebon. Fase di set 10-12, ancora il capitano al servizio. E attenzione, ancora l'attacco di Padova frenato dal volo di Treviso. E c'è il time out inevitabile per Fioene Padova quando siamo sul 10-13, questo primo set finale regionale Under 19. Il primo time out di questa finale quando siamo sul 10-13 ancora del servizio Capitan Pozzebon. Ancora punto Treviso X 10-14, prova a dare uno strappo al primo set la squadra di coach Michele Zanin. Alza le braccia e raccoglie il punto importante per Padova 11-14. Dovrà adesso provare a recuperare il divario al servizio Gagliazzo. Il tocco a uno sull'attacco e quindi 11-15 mantiene il vantaggio più 4 al servizio numero 15 con il surf. Con un tempo vincente, grande
ferma sul nastro 12-16. Out 13-16, pronto in battuta numero 22 Giacomo Lazzari. Bergamasco è il capitano a referto su questo punto 14-16. Ora al servizio Lazzari. Questa volta il nastro e ora il time out per Treviso. E noi ricordiamo come sempre ancora una volta tutte le immagini più belle, la foto gallery di questa finale under 19 maschile sul sito FIPAB Veneto. Bravi a recuperare ragazzi, Chiorene 15-16, Lazzari, servizio vincente e rimonta completata, 16 pari. Questa volta il servizio non va e quindi torna al punto 16-17 Treviso che si riporta avanti e va ora al servizio del numero 3 Bellucco. Angolo opposto dove Treviso non può fare nulla, 17 pari. Lottano in campo due squadre in questa finale al servizio Streliotto. Non sbagliano questa palla, spinge Cesaro e questa volta a chiudere il time out coach Michele Zanin.
Agapitos trova il punto del 19-18 e da lui va al servizio. Non passa 20-18 al servizio. Per il 20-19 c'è il cambio per Treviso, entra con il numero 4 Pietro Pelorenzi, esce il numero 11 Francesco Marosso. Pari ora il servizio per Treviso, il nuovo entrato Pietro Lorenzi subito al segno. Segna il 21-20 mentre rientra per Treviso Francesco Marosso in campo. Stringe bene quella palla, l'angolo giusto. C'è un nuovo cambio per Treviso, entra il numero 2 Ravagnana, per il numero 5 il capitano Pozzebon. Si entra nella fase calda di questo primo set al servizio Ravagnan. Numero 78 Tommaso Giraldo, esce il numero 3 Luca Gagliazzo.
si prepara ora al servizio Christophe.
appassionante il primo set per queste due squadre finaliste under 19, la spunta al primo parziale Treviso avanti 1-0, finale tutta da vivere. Parte quindi con il servizio per Padova del numero 22 Lazzari. Quindi il primo punto 0-1 per Treviso. Subito la risposta dal centro, riesce il numero di Treviso e il punto per Scarliniotto. Fare 1-1 al servizio. Pronto Ravagnana. Grande difesa anche prima del libero di Treviso, Zonzi, bravo veramente. L'arbitro dice che non c'è troppo muro, punto per Treviso 1-4. Arriva il muro per i ragazzi di Coluzzanin. Arriva il time out. E dal pubblico forte l'applauso per le due squadre.
3-6. Questa palla e quindi il punto del 3-1. Si prepara il servizio Krzysztof. Per il 4-1 al servizio capitano al servizio Gagliazzo. Il primo tempo vincente 5-9 il più 4 per Colle di Treviso. La palla termina accorcia Padova 6-9 al servizio Michelon.
porta sull'8-11 al servizio Malosso. Abbondantemente out questa palla sul servizio di Treviso, quindi accorcia Padova 9-11 Stregliotto. Per il 10-12. L'attacco di Padova torna ad avere il vantaggio di più 3, ora volley Treviso 10-13 al servizio numero 2 Ravagnan. Out questo servizio 11-13 per Chione Padova. Si prepara Mattia Cesaro. Buonore anche per lui, rimangono 3 i punti di vantaggio per Treviso. Al servizio si prepara ora il numero 15 Christoph. Questo attacco 11-15, chiudono il tocco muro i giocatori di Padova, ma la decisione 11-15 non c'è il tocco, c'è il time out.
13-15. Passa però il servizio e quindi il punto numero 16 per Treviso, che va ora al servizio con Filippelli. La fight palla out. 12-17 il cambio intanto per Volley Treviso, pronto a entrare il numero 4 Pietro De Lorenzi, sostituisce il numero 9 Mattia Filippelli. Sfrutta bene le mani del muro, trova il punto Nicola Agapitos per Treviso, colpo di astuzia in questo caso. 12-18. Sbaglia il calcio di rigore. Ancora Agapitos, protagonista di questa fase di 7, 12-19. Il cambio per Chiene Padova, entra il numero 22 Giacomo Lazzari, esce il numero 46 Alessio Pagnaro. Altro cambio intanto per Chiene Padova, entra il numero 23 Giacomo Piovan, esce il numero 1 Mattia Cesaro. Mamma mia, prova a salvare questa palla, grande cuore per Ravagnana, il punto per Padova, c'è il cambio
Treviso il numero 10, cortesia per Ravagnan il numero 5, Capitan Kotzebon per il numero 3 Belluco. C'è l'infrazione 14-24, la possibilità ora per Treviso di portarsi sul 2-0. Hai detto la vedi da laterale, ma se tu la vedi sempre. Da dove c'è la sinistra, vedi le palle. Torna out questo attacco di Treviso, annullato il primo set point al servizio ora per Padova, numero 22 Lazzari. Secondo set, Treviso che si porta in vantaggio per 2-0 per questa finale regionale Under 19.
attacco per lui al servizio Ravagnan. Primo tempo sempre Cagliazzo firma il +1, Fioine 2-1 per lui al servizio. C'è questa invasione, credo invasione. Tre a 1. Con il servizio Cagliazzo. Primo tempo vincente, grande elevazione in questo caso di Acconcia Treviso 3-2. Vincente dalla seconda linea arriva al punto Treviso, 3 pali. Arriva il sorpasso per Volley Treviso che si porta ora sul 3-4 e mantiene ancora il turno in battuta numero 15 Christoph. Nuova parità, 4 pari. Michelon al servizio. Il grande salvataggio. Attenzione per Tosato, vanificato però il punto per Padova, 5-4. Out il servizio, 5 pari. Mattia Filippelli, il servizio che vale il 5-6. Lui va al servizio, 6 pari.
situazione al momento 7 pari, 38 al servizio. Ancora la punta per Treviso, 7-8. Agapitos al servizio. Controlla la traiettoria di quel pallone. 7-9. Al servizio Pievan. L'attacco dalla seconda linea, il più Treviso 9-11. Mani out, la punta per il Rotto, Michelon, accorciatato da 10-11, al servizio Capitan Bergamasco. Palla che non passa, il punto numero 12 per Volley Treviso, che va ora al servizio con Antonio Ravagnan. C'è il time out.
gioco di precisione, il risultato non cambia, 11-14. Al servizio Leonardo Michelon. Primo tempo vincente Filippelli, efficace per il 13-15. Si prepara allora al turno in battuta. Spinge la palla. Il cambio entra il numero 4 Mattia Gagliazzo, esce il numero 8 Leonardo Michelon. 12-16, cambio anche per volley improvviso, entra il numero 4 De Lorenzi, esce il numero 9 Filippelli, protagonista in questo match. Lucas l'elevazione supera l'ostacolo del muro, entra intanto Filippelli a sostituire De Lorenzi, chiamato in precedenza al servizio. Lazzari. Ancora lui per il 13-17. Che potrebbe risultare decisivo. Ancora il punto per il numero 20, grande sgombero, Streliotto, per mantenere in scia Padova, che dovrà provare a recuperare punti importanti. Ma c'è subito la risposta di Treviso, un tocco a muro sull'attacco di Agapinos per il 19esimo punto, targato Volley di Treviso, che si porta solo a più 5. Non la incrociare la palla, termina out, 14-20.
ora mantiene il turno in battuta il numero 1 Agapitos. Forza! Oh. Vai, vai. Prendo l'attacco per Bergamasco, il capitano non molla, 15-20 al servizio. In questo caso vince il duello previsto, vince il duello e si porta ora sul 15-21 al servizio. Malosso. La risposta dal centro per Padova con Luca Gagliazzo ed ora il capitano a incaricarsi del servizio. Bravi, bravi! Autoattacco e grande difesa per Francesco Sella, bravo davvero a salvare con la palla e poi l'attacco out e quindi dal punto del 17-21. Giocare a team dietro la bottiglia. Perone al servizio, 17-22. Il muro per Polle Treviso, 17-23, allungano i ragazzi di coach Michele Zanin. Sul tentativo di attacco, quindi attenzione, 17-24 arriva il primo match point per Ravagnana il servizio. Il punto Chioene che annulla il primo match point al servizio Luca Gagliazzo. Saluto delle due squadre. Ed ecco il saluto del
questa finale vinta per